Buona domenica, ben ritrovati a questa prima edizione in primo piano. Oggi gli eventi internazionali con l'attacco di USA e Israele diretto all'Iran e poi la risposta degli iraniani contro Tel Aviv e contro Dubai. A Dubai lo sappiamo, ci sono moltissimi connazionali, ci sono anche due classi venete di studenti di licei rimasti bloccati lì a Dubai. Tutto lo spazio aereo è stato chiuso, una situazione che sta monitorando e seguendo la Farnesina. Ora sentiamo su questo le parole del presidente del Veneto, Alberto Stefani. Presidente, ci sono degli studenti veneti bloccati a Dubai. Sì, sto seguendo personalmente la vicenda in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina e con la direzione internazionale delle relazioni internazionali della regione del Veneto. Già da ieri sera siamo in contatto e cercheremo di dare le risposte al più breve tempo possibile. Sono studenti di Padova e Mestre? Sì, non solo, da quello che mi risulta. Adesso ovviamente affronteremo la questione in via riservata e ovviamente d'accordo con tutti gli uffici competenti. Dunque queste le parole del presidente della regione Veneto che sta seguendo, l'avete sentito, li sta seguendo l'intera situazione, e ci colleghiamo immediatamente con il dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale Calvi di Padova, il professor Giuseppe Turetta. Professore, intanto buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Professore, intanto com'è la situazione? Una delle sue classi si trova a Dubai ed è rimasta bloccata in quelle che ormai vengono considerate ovviamente le zone a rischio. Allora, la situazione attuale è che 5 studenti, 3 di una classe e 2 di altre classi, sono appunto bloccati, come ha detto bene lei, a Dubai, e con la preoccupazione delle famiglie e anche della comunità scolastica, insomma, che io dirigo, sperando, insomma, di avere notizie certe, anche se stiamo triangolando con l'unità di crisi, con l'agenzia che ha organizzato questo tipo di attività e le famiglie. Per le informazioni che abbiamo ora, i ragazzi si trovano al sicuro, li hanno spostati fuori dalla città, e quindi speriamo, insomma, di rivederli quanto prima possibile. Non ufficialmente, ufficiosamente i ragazzi dovrebbero rientrare dopo il 4 di marzo e noi ci auguriamo che questo sia sicuramente confermato. Ecco, voi li avete sentiti telefonicamente? Vi hanno detto qualcosa? Noi in maniera diretta no, perché ci sono problemi di collegamento, però tramite le famiglie, l'organizzazione che ha messo a disposizione dei tutor lì in loco, e il fatto appunto che dovevano rientrare il 1 di marzo, cioè oggi, siamo riusciti, insomma, a mettere insieme una serie di informazioni per le quali possiamo dire che i ragazzi insomma, stanno bene, e sicuramente sono preoccupati, come sono preoccupate le famiglie, e siamo preoccupati noi, e seguiamo, insomma, l'esito della vicenda in maniera che si concluda positivamente e il prima possibile. Ecco, professore, ci diceva prima, loro soggiornavano in centro città, ora sono stati spostati in una zona più sicura. Sì, loro avevano terminato l'attività ed erano appunto in strutture adeguate in centro città, e avendo terminato le attività appunto dovevano rientrare oggi, che è il 1 di marzo, e visti gli eventi tragici sono stati subito spostati in una zona sicura vicino all'aeroporto, e quindi, insomma, per ora le notizie che abbiamo sono confortanti, ovviamente tenendo da conto, insomma, la situazione tragica che deve essere in quella zona in questi momenti. Ecco, lei ci diceva che dovrebbero ripartire a breve. Attualmente sappiamo che lo spazio aereo comunque in questo momento è bloccato, tutto lo spazio aereo intorno a Dubai e non solo. Sì, come detto prima, sono notizie non ufficiose, e speriamo, insomma, che possano essere mantenute. Ovviamente, insomma, tutto dipenderà dagli eventi, ma noi vogliamo e dobbiamo essere fiduciosi, insomma, e siamo a disposizione delle famiglie. Anche oggi, appunto, che è domenica, sono qui in ufficio, siamo a disposizione delle famiglie per cercare, insomma, di dare tutto il supporto possibile.
Professore, lei sa per caso, è a conoscenza, oltre agli studenti vostri, di altri studenti veneti o comunque italiani che sono rimasti bloccati? No, non ho avuto nessun contatto da parte di colleghi dirigenti e quindi non posso dire né dire che ci siano né escludere che non ci siano. So di certo che appunto ne abbiamo 5 noi, tra l'altro di un'esperienza che loro hanno già fatto a New York molto positiva e quindi io mi preoccupo, in questo momento mi sto preoccupando, supportando le famiglie per loro. Professore, io la ringrazio, speriamo insomma di rivedere questi ragazzi il prima possibile in Italia. Grazie davvero, professore. Grazie a lei, mi associo a questo augurio. Buona giornata. Grazie davvero. Dunque avete sentito, purtroppo però insomma sappiamo che ci sono altri giovani che sono rimasti bloccati. Noi vi facciamo ora sentire il post che è stato messo sui social da un giovane veronese, si chiama Daniele Bovo. Sentiamo le sue parole ovviamente di preoccupazione. Ciao a tutti, vi parlo direttamente da Dubai, siamo a Dubai Marina, all'hotel Marina Crown, e la situazione è abbastanza tesa perché abbiamo sentito appunto un sacco di botti, un sacco di missili scendere. Guarda, ma raga, no raga, questo esplode raga, oh mio Dio raga, sì? Raga, sta cadendo un cazzo di missile! Bro, almeno E in lontananza si vedevano anche fiamme perché appunto sono scesi dei detriti che hanno incendiato una zona di Dubai dove c'è la Palma di Jumeirah. Stiamo cercando una zona dove dormire, un altro hotel magari in una zona un po' più tranquilla di Dubai e evitare la zona centrale come Marina, perché appunto è successo quasi a 5 minuti da qua l'incendio e ovviamente i voli sono stati cancellati, noi dovevamo tornare lunedì ma al momento non sappiamo neanche quando torniamo, quindi ecco, questa è un po' la situazione e speriamo vada tutto per il meglio. Avete sentito, ovviamente la Farnesina, come vi dicevo, sta seguendo e monitorando la situazione, si sta cercando anche di capire quando potranno essere riaperti gli aeroporti per far tornare i nostri connazionali in Italia. Dunque queste sono le notizie e andiamo però in Friuli per parlare sempre di questo, perché è pervenuta la nostra emittente friulana di Trieste nella tarda serata di ieri la testimonianza di una donna friulana bloccata a Doha a causa dell'allarme per i bombardamenti in tutto il Medio Oriente. Ecco, è appena arrivato di nuovo l'alert di rimanere chiusi in casa, quindi si ricomincia. È la drammatica testimonianza pervenuta nella tarda serata di ieri alla nostra redazione di una donna friulana bloccata a Doha, in Qatar. Scuole chiuse, tutte le attività sospese, interdetto lo spazio aereo, nessuno può uscire dal paese e messaggi continui del governo ai residenti della città per intimare di restare in casa e in luoghi riparati. I bombardamenti iraniani, in risposta a quelli di Stati Uniti e Israele, volti a colpire le basi militari statunitensi, hanno gettato nel panico le popolazioni, sirene di allarme in tutto il Medio Oriente, dal Qatar al Kuwait fino agli Emirati Arabi Uniti. Tutto il pomeriggio abbiamo sentito queste esplosioni, alcune molto forti, alcune più lontane e al momento non abbiamo notizie di che cosa di come possa evolversi la situazione da domani in poi. Ci hanno solo mandato degli avvisi nel quale ci invitano comunque a non lasciare le nostre abitazioni. Ogni tipo di incontro, festa, cena è vietata al momento, tenendo presente anche che questo è un momento dell'anno del Ramadan, quindi
qui alla fine della giornata di digiuno si è soliti comunque uscire in strada, quindi è la parte della giornata dove si vive proprio in gruppi, quindi ogni incontro di gruppo è stato vietato e le scuole saranno chiuse e si proseguirà con modalità online. Al momento l'aeroporto e lo spazio aereo sono chiusi, quindi non si può arrivare e non si può lasciare il Qatar. E i venti di guerra in Asia dopo l'attacco americano e israeliano all'Iran impongono una stretta sulla sicurezza attorno alla caserma Ederle e alla caserma del Din, oltre su tutte le installazioni USA nel territorio berico. La direttiva è arrivata dal Ministero dell'Interno dopo l'escalation in Medio Oriente. Nel capoluogo berico sono di stanza circa 4.000 militari statunitensi e oltre 10 familiari e civili americani. Dal comando USA e a Vicenza fanno sapere che per ragioni di sicurezza operativa non verranno forniti dettagli sulle misure adottate. Il comando della guarnigione USA in Italia, spiega il direttore dell'ufficio stampa Rick Scavetta, resta vigile in stretta coordinamento con le autorità italiane con monitoraggio costante della situazione. Ed ora cambiamo argomento. Nominati dal Presidente della Regione Stefani i nuovi direttori generali dell'ULSS Venete, l'appello a fare squadra, a condividere le buone pratiche e a innovare una sanità in continua trasformazione. Abbiamo mantenuto l'esperienza, ma abbiamo anche inserito delle innovazioni. 13 nomi per la sanità veneta del futuro. Il presidente della regione Alberto Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e di Azienda Zero, mantenendo l'impegno di compiere questo passaggio entro il 28 febbraio, così da evitare commissariamenti. Ho scelto quelli con i risultati più alti e ci tenevo a fare questa scelta. So che magari su questo possono esserci visioni diverse, ma secondo me meritocrazia, capacità di conoscere i territori, capacità di innovare devono rappresentare i criteri su cui un presidente sceglie. E dunque, a parte Giuseppe Dalben, che lascia Padova ma rimane commissario dell'ULSS 1 Dolomiti fino al 30 giugno, nomi e destinazioni sono stati rivoluzionati. Nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana è Giancarlo Bizzarri, mantovano di nascita e montebellunese d'adozione, uno dei 3 esterni visto che proviene dall'azienda Tutela Salute Liguria. Massimo Zuin va a prendere la guida dell'ULSS 3 Serenissima, di cui è già stato direttore dei servizi sociosanitari. All'ULSS 4 Veneto Orientale, dopo la parentesi all'ULSS 7 Pedemontana, torna Carlo Bramezza, mentre l'uscente Mauro Filippi, primo infermiere a essere posto ai vertici di un'azienda sanitaria, va a dirigere l'ULSS 5 Polesana. A capo dell'ULSS 6 Euganea Patrizia Benini, che lascia Verona per Padova. Giovanni Carretta, padovano, fino ad oggi direttore sanitario dell'ULSS 3 Serenissima, è invece il nuovo DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Altro nome nuovo nel giro delle nomine, Peter Assenberg, nato a Stoccolma, destinato all'ULSS 8 Berica, già direttore dell'azienda sanitaria di Bergamo Ovest. L'ex DG dell'ULSS 5 Polesana, Pietro Girardi, ritorna invece all'ULSS 9 Scaligera. Fin qui le ULSS. All'azienda ospedale Università di Padova va l'ex DG dell'ULSS Euganea, Paolo Fortuna. A quella di Verona il terzo professionista arrivato da fuori i confini veneti, dalla Liguria, Paolo Petralia, dove è stato anche direttore generale dell'Istituto Gaslini di Genova. Allo IOV ritorna Patrizia Simionato, ex DG dell'ULSS Vicentina, mentre assume il ruolo di direttore dell'Azienda Zero Paolo Fattori, dirigente dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Ognuno ha avuto un'ULSS diversa, questo ci tenevo a farlo anche perché è giusto che ci sia un ricambio e una rotazione, per me è fondamentale questo, funziona così in politica, deve funzionare così anche nella sanità. Credo che il Presidente abbia varato una squadra di assoluta eccellenza, perché quei candidati che sono stati nominati direttori avevano ottenuto le votazioni migliori, votazioni di eccellenza superlativa da parte della Commissione, e quindi questo ci permette adesso di guardare al prossimo futuro con grande speranza. Una cosa ci tengo a dirla,
voglio che facciano tutti squadra. Ci deve essere una squadra unica, perché esperienze diverse possono portare approcci diversi, ma gli approcci migliori vanno condivisi, le buone pratiche vanno condivise. Se si lavora in squadra si trovano le soluzioni sotto questo punto di vista. Sanità di prossimità imperativo fondante in una società che invecchia, con Stefani che prende atto del ruolo della sanità privata. Noi però siamo qui per difendere la sanità pubblica il più possibile. È innovazione la parola che il presidente del Veneto usa più frequentemente parlando di aspettative e obiettivi. Implementare la tecnologia, la telemedicina al servizio dei cittadini. È fondamentale proseguire il percorso per il fascicolo sanitario elettronico per rendere interoperabili i dati di tutte le ULSS. Questa è una grande sfida che abbiamo davanti. Le ULSS devono saper dialogare, avere dei sistemi unici, informatici e digitali per garantire anche una migliore organizzazione della sanità. E dunque l'avete sentito, Giancarlo Bizzarri, montebellunese d'adozione, è il nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, abbattimento delle liste d'attesa, cittadella sanitaria, completamento dell'ospedale di Conegliano e campus universitario, le sue priorità. Se l'aspettava questa nomina? Ci speravo, perché dopo 10 anni in giro in più regioni è sicuramente una nomina a coronare un percorso, perché comunque rientro a casa. È una realtà che sì, l'ho conosciuta 10 anni fa, ma insomma un po' la conosco, il territorio lo conosco e quindi reputo che sia un'ottima opportunità. Commissario straordinario di Liguria Salute negli ultimi 2 mesi del 2025, amministratore unico nei 5 anni precedenti di Umbria Salute, Giancarlo Bizzarri, 57 anni, il prossimo 20 aprile, è il nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Quando era ancora ULSS 9 ci aveva lavorato come dirigente tra il 2014 e il 2017. Originario di Mantova, ma da 30 anni residente a Montebelluna, laureato in ingegneria civile, su di lui il presidente della regione Alberto Stefani ha deciso di puntare per assumere su di sé l'eredità di Francesco Benazzi. Ringrazio il presidente per la fiducia e per l'opportunità di guidare un'azienda che è veramente bella ed rappresenta un punto di riferimento importante. Sono orgoglioso e quindi senso di responsabilità e impegno caratterizzerà sicuramente l'incarico. Complimenti e auguri di buon lavoro arrivano in queste ore a Bizzarri da più parti, dal sindaco di Treviso Mario Conte al capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Claudio Borgia, fino alla segretaria generale della CGIL trevigiana Sara Pasqualin. Il nuovo direttore generale dell'ULSS 2, operativo fin dalle prossime ore, ha già chiare in mente le priorità del suo mandato triennale. Le liste di attesa è per dare l'accesso alle cure ai cittadini, e la cittadella sanitaria, il completamento anche dell'ospedale di Conegliano, e il campus universitario, e poi c'è tutta la sfida del portare a termine i progetti del PNRR che rappresentano, diciamo, le risorse necessarie per attuare la riforma territoriale con le case a comunità e gli ospedali delle comunità, e quindi cercare di andare verso la casa come primo luogo di cura. Vicinanza al cittadino, umanizzazione delle cure, allo stesso tempo modernizzazione delle stesse. Tra i nodi da affrontare quello del reperimento di personale sanitario, ma in questo senso, dice Bizzarri, il nuovo campus universitario può costituire una grossa opportunità. Dobbiamo essere attrattivi, ma nello stesso tempo non perdere il personale che in questi anni ha sempre lavorato benissimo per poter fornire le migliori cure ai cittadini. I bisogni cambiano, sicuramente la sfida territoriale penso che sia quella che ci può aiutare per migliorare la capacità di fare prevenzione e nello stesso tempo di cura dei nostri cittadini. E noi rimaniamo a Treviso, perché però parliamo di commercio, di saldi, e lo facciamo con, lo vedo già sul nostro schermo, Federico Capararo, presidente dell'Ascomo di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a lei. Senta, situazione saldi, stanno per finire e qualcuno dice insomma non è andato benissimo, qualcuno vuole trascinarli un po' più avanti perché dice non abbiamo fatto ottenuto quello che volevamo. Com'è in realtà, com'è andata in realtà questo periodo di saldi? Intervengo limitatamente alla città di Treviso, certo, che è ai centri minori
del nostro mandamento per dire che i saldi hanno risentito di un periodo che nel commercio noi presentiamo come un periodo piuttosto complesso. C'era stata una buona partenza da quello che mi hanno riportato, poi non hanno prodotto i numeri che si speravano e soprattutto di cui c'era bisogno. In linea con tutto un cambiamento di tendenze sul consumo alle quali noi stiamo assistendo e che sta prendendo principalmente di mira, diciamo, quei settori che sono poi i settori di saldi, i settori dell'abbigliamento, i settori degli accessori e delle calzature, per cui mi pare che sia anche per Treviso in linea con il resto delle realtà commerciali italiane. Certo che, Presidente, con questi venti anche delle guerre internazionali questo non aiuterà di certo il commercio. Ma non aiuta perché innanzitutto c'è un tema di incertezza e l'incertezza non è mai la condizione migliore per far aumentare la spesa, no? Quando nei momenti di incertezza anche psicologicamente si è portati a spendere meno, a stare più attenti, a guardare cosa succede prima di investire, prima di spendere, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che comunque sono realtà, quelle del Medio Oriente, che portano anche un turismo nelle città d'arte del Veneto, e questo probabilmente potrebbe essere condizionato dagli eventi che sono in corso. Il turismo è ricchezza che viene portata da paesi stranieri nei capoluoghi veneti, e tra questi c'è anche Treviso oltre che Venezia, per cui questi aspetti non aiuteranno la stagione. Noi guardiamo alla nostra realtà, alla nostra economia locale, ovviamente non possiamo prescindere da ciò che succede attorno, ma insomma bisogna investire nella città perché comunque c'è una bella stagione alle porte. La mostra a Treviso ci ha aiutato a passare l'inverno, ci sono stati presenze importanti, adesso siamo pronti per la bella stagione che turisticamente è la stagione delle città d'arte come Treviso. Senta, ma secondo lei si poteva fare qualcosa di più, qualcosa di diverso? Perché continua a non andare così bene il periodo di saldi, che era insomma storicamente un periodo importante anche per i cittadini e non solo per i commercianti, ecco? Ma qualcosa di più e qualcosa di diverso lo si può fare evidentemente sempre, a prescindere dai risultati. In questo caso abbiamo dei riscontri economici che ci dicono che dobbiamo fare qualcosa di più e qualcosa di diverso. Ripeto, credo che principalmente ci siano delle tendenze in corso che stanno andando in una direzione diversa. Provo a spiegarmi. Rispetto al passato e alle abitudini anche che avevamo, oggi c'è una propensione al fare rispetto che all'avere, che è completamente diversa. Oggi le persone spendono molto di più per le esperienze rispetto che per il possesso, quindi per fare esperienze, per lo svago, per i fine settimana, anche per cenare, rispetto a quella abitudine precedente che avevamo, che era di possedere, di avere, di acquistare dei capi. Oggi lo status symbol rispetto al passato appunto non è più avere magari la giacca firmata o le scarpe dell'ultimo modello, quanto l'aver fatto un'esperienza in una località particolare, in un albergo particolare, in un ristorante particolare. Allora, questo aspetto qui è un aspetto di tendenza che porta a propendere per delle spese diverse, cioè si spende ugualmente, ma si spende per acquistare esperienze e servizi rispetto che beni e prodotti. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che c'è comunque una contrazione di spesa generale data dalla situazione che stiamo vivendo, soprattutto per il ceto medio, e questo incide sulle realtà dei nostri territori. Mi sembra di raccogliere, io non seguo il settore della moda, ma mi sembra di raccogliere dei dati anche sul settore lusso che stanno dicendo che anche nel settore lusso ci sono degli indicatori che non sono positivi come prima, per cui evidentemente è in corso una trasformazione anche a livello sociale.
Presidente, ma parlando anche rimanendo in città, dei negozi, quelli storici, insomma, com'è la situazione? Quelli che insomma ormai siamo abituati a conoscere, a vedere, a visitare ormai da anni. Ma i negozi storici stanno cercando di resistere, no? Sono eroici, perché è sempre più difficile riuscire a competere nell'ambito cittadino a fronte di affitti che aumentano, quindi di una sostenibilità economica che è sempre più difficile da raggiungere, e ovviamente la competizione con i grandi marchi, con le grandi catene, è una competizione difficile, perché le realtà di catena hanno la capacità economico-finanziaria di sostenere canoni che sono sempre in aumento, mentre noi nel settore commercio registriamo dei margini sempre più bassi, quindi avremo bisogno di canoni di affitto che non crescono come stanno in realtà crescendo. Il secondo tema è quello appunto delle presenze turistiche, che sono presenze che alterano il mercato economico, quello della quotidianità, quello della residenzialità sulla quale noi siamo stati costruiti e sulla quale si è costruita l'offerta commerciale. Allora, è importante per noi innanzitutto cercare di coprire i buchi neri, no? Coprire i negozi sfitti, avere una continuità commerciale, una continuità delle vetrine per rendere la città sempre attrattiva, sempre bella, e quindi che richiami la presenza, il flusso e il passeggio. Certo che in questo senso anche un'altra trasformazione è quella che evidenzio: ovviamente la presenza di grandi catene, la presenza dei negozi che noi definiamo monomarca, porta a omogenizzare, a standardizzare la città rispetto a tutte le altre, a non differenziare la proposta commerciale, perché nelle vie principali delle principali città si vedono le stesse insegne, quasi anche nello stesso ordine. Allora, la realtà dei negozi storici qual è? È una realtà che principalmente è identitaria, cioè caratterizza l'offerta commerciale della città, è un'attrattività che c'è solo a Treviso, perché quelle insegne, quei marchi li trovi solo a Treviso, e quindi attraggono la gente che viene a Treviso perché solo lì trova appunto una determinata offerta. Ecco perché c'è un valore ulteriore a quello commerciale, no? E sono valori, e chiudo, che hanno anche un riflesso sull'aspetto, come dicevo, della residenzialità, perché sono quelle proposte commerciali che poi fidelizzano il cliente di tutti i giorni, il cliente che deve vivere di più il portico, la piazza e la via dei nostri centri. Ecco, questo è un aspetto che non è solo commerciale, è anche sociale, anche di comunità. Ecco perché sono temi, e io ti ringrazio Daniela per prestare sempre molta attenzione a questo, che non sono solo di commercio ma sono di città, e quindi sono di interesse di tutti. Ecco, Presidente, prima lei diceva, parlava di negozi sfitti o comunque attività che stanno chiudendo, e com'è la situazione proprio nel centro, nel cuore di Treviso? Sì, anche la città di Treviso e anche la Maggiore, quindi la via, no, dello shopping per antonomasia in città, vive le stesse dinamiche. Ci sono dei locali che sono chiusi ormai da tempo, e ci sono dei locali che sono in cambio, no? In cambio gestione, quindi presentano i famosi cartelli, perché c'è la necessità di rioccuparli. Non è facile, ripeto, questo sta avvenendo, vuol dire che la città è ancora attrattiva, e questo è un segnale importante. Ma noi vorremmo, non solo perché sono molto spesso i nostri associati, ma sono la nostra storia, la nostra identità, come dicevo prima, noi vorremmo che la presenza dei negozi tradizionali riesca almeno a resistere proprio per questo. Quindi Treviso non è diversa dalle altre città. Noi però su Treviso dobbiamo fare delle politiche insieme con l'amministrazione comunale perché questo valore rimanga il più possibile, e su questo probabilmente tutti i ragionamenti che stiamo cercando di condividere sulla residenzialità, sull'università, e quindi su creare delle occasioni. Adesso ho seguito il progetto Abitare, no, che viene lanciato dal Comune di Treviso. Credo che siano progetti importanti perché vanno nella direzione di creare una presenza quotidiana
in città, in particolare dentro le mura. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie Daniele, a voi. Grazie e buona domenica. Allora, noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con la cronaca, con altri servizi ed altri ospiti. Siamo tornati nuovamente in diretta con la nostra prima edizione ed apriamo la pagina della cronaca. Poco dopo l'1 della notte i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono intervenuti a Canda in via Guglielmo Marconi, una strada in prossimità dell'imbocco della Transpolesana, per un incidente stradale che ha visto un'autovettura finire capovolta in un canale adiacente alla carreggiata. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco il conducente era già uscito dal veicolo ed in carico al 118, il mezzo rovesciato su se stesso si trovava immerso in 40 cm d'acqua. Sul posto sono giunte 2 squadre che hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo. Ed ancora un incidente alle 6:30 di questa mattina, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a Fossalta Maggiore di Chiarano. La fuoriuscita autonoma di un'autovettura condotta da un 84enne di Gorgo al Monticano. Il veicolo, dopo aver divelto un palo della pubblica illuminazione, ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione. Sul posto dei vigili del fuoco il SUEM 118 e l'anziano è stato portato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Ed ora ci spostiamo nel veneziano, nuova escalation di violenza a Mestre in via Giustizia, nel mirino Paolo Favaretto della carrozzeria moderna, da anni in prima linea contro il degrado. Serve un monitoraggio, la mediazione non può essere a senso unico. Siamo stati minacciati di morte da una persona qui di fronte che è sempre al drop-in. Noi siamo usciti dicendo: ma cosa fai, i vetri si rompono, non pugnare. E lui si è messo a urlare, non finiva più. Ci ha seguito, è entrato e minacciando di morte, ti uccido, a me, a Mattia, a un altro dipendente. Nuove minacce di morte a Paolo Favaretto della nota officina di via Giustizia a Mestre, da sempre in prima linea contro il degrado della zona. In mattinata le minacce di morte dirette proprio a lui e ad alcuni dei suoi dipendenti, tra questi anche il figlio, dopo aver sorpreso uno sbandato che stava prendendo a pugni le vetrate dell'officina e pure i finestrini di un camper parcheggiato all'interno. La ragione sconosciuta. Ma non è possibile, non possiamo andare avanti così, per favore portateli via, è diventato molto pericoloso, non abbiamo neanche coraggio di uscire, siamo nella disperazione più profonda. Serve un monitoraggio per le persone che si recano alla casa di ospitalità, va bene l'inclusione sociale e aiutare le persone in difficoltà, ma la mediazione non deve essere a senso unico, conclude Favaretto con un appello forte e accorato. Aiutateci, non possiamo chiamare il 113 per chiudere l'officina. Rimaniamo nel veneziano, 2 aggressioni con un coltello tra Mestre e Marghera a distanza di poche ore l'una dall'altra. Tra i cittadini cresce la paura. Giornata di sangue tra Mestre e Marghera con 2 gravi episodi a distanza di 4 ore uno dall'altro. In via Fratelli Bandiera, poco distante dal centro sociale Rivolta, verso le 20:30, una donna è stata aggredita da un uomo armato di coltello che l'ha colpita al termine di una lite. Le ferite a mani e volto farebbero pensare a un tentativo di difesa dai colpi. Soccorsa dal SUEM, è stata trasportata all'ospedale di Mestre con diverse lesioni da arma da taglio, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Mestre stanno cercando l'aggressore che si è dileguato dopo aver colpito la donna. Poche ore prima, verso le 16:30, in via Gavagnini, in quartiere Pertini a Mestre, si verificava un altro episodio, una lite furiosa tra 2 ex fidanzati separati in casa che si sarebbe potuta concludere anche in questo caso in modo peggiore. Al culmine di una lite, la donna ha colpito con un pezzo di vetro l'ex fidanzato 50enne all'addome, ora ricoverato in ospedale.
Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre la donna è stata portata in carcere. I due però non sarebbero nuovi a liti violente, come racconta chi conosce bene il quartiere. È una coppia già conosciuta da tempo, un po' problematica, dedica anche all'alcol, quindi con problemi di questo genere. Lì c'è stata una lite familiare, evidentemente familiare nel senso che sono stati assieme parecchi anni. Adesso dicono che si sono lasciati, ma il fatto avvenuto ci dimostra che insomma i rapporti erano ancora tesi, molto, molto duri, ecco. Secondo Rocelli, però, alcuni di questi episodi si potrebbero evitare se nel quartiere ci fossero attrattive coinvolgenti per chi lo vive. Qui non c'è niente. Non c'è un cinematografo, un teatro, non ci sono attività di nessun genere, manca il comune, gli uffici comunali, la polizia locale, insomma non c'è niente di niente. È logico che in un quartiere del genere, se non hai possibilità diverse da muoversi, da occupare il tempo, fare qualcosa di importante, ti dedichi a che cosa? Alla birra. L'appello che mi dicevi ai sindaci è grande attenzione a questi quartieri in cui non c'è niente, perché prima o poi scappa qualcosa. Ora, siamo riusciti a tenere condizioni abbastanza ottimali, però non è che possiamo per sempre tenere questa situazione. Ci diano una mano. Ecco, candidati a sindaco, fate attenzione ai quartieri. Viola la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato dai carabinieri a Padova, un 43enne. Viola il divieto di avvicinamento e rientra nell'abitazione dalla moglie. A Padova è stato arrestato un 43enne filippino senza fissa dimora, già destinatario dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. I carabinieri della stazione di Padova sono intervenuti dopo la chiamata della donna al 112 che segnalava la presenza del marito in casa nonostante i divieti e senza alcuna autorizzazione. I militari arrivati sul posto l'hanno infatti trovato nell'appartamento seduto sul divano. L'uomo si è giustificato dichiarando di essere entrato per recuperare effetti personali. Accertato il precedente arresto per maltrattamenti nel giugno 2025 e le misure cautelari in atto, il Tribunale di Padova ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora ci spostiamo invece nel Bellunese. Con il pericolo valanghe le alte temperature rendono più probabile che se ne possano verificare. Per fortuna le temperature dovrebbero ora abbassarsi. Dopo la neve che ha baciato le Olimpiadi sono arrivate temperature quasi primaverili che a febbraio sono decisamente sopra la media stagionale con lo zero termico dato a 3.000 metri. C'è preoccupazione per la possibilità di valanghe. I rischi sono quelli che continuano da inizio dell'inverno e ora si sono anche un po' diversificati. Abbiamo sui quadranti settentrionali, quindi tutti i versanti nord, nord-ovest, nord-est, ancora strati deboli persistenti inglobati nel manto, con le nevicate che sono succedute in questo ultimo periodo che si stanno in questi giorni molto appesantendo a causa delle alte temperature. Le Alpi in febbraio hanno visto 2 decine di persone perdere la vita. Non sono mai troppi i consigli sul cosa fare, il dove non andare, il saper rinunciare. Come diciamo anche come soccorso alpino da tutto l'inverno, di fatto questo è un inverno molto particolare che si è caratterizzato da frequenti nevicate con spessori ridotti. Questo ha fatto sì che il manto sia strutturato con strati deboli inglobati che lo rendono molto, molto fragile. Quindi su tutti i versanti nord, anche per il lavoro compiuto dal vento e quindi la creazione di grandi accumuli da vento a tutte le esposizioni, è ancora da evitare di sciare o di percorrere pendii che abbiano pendenze superiori ai 30 gradi. Ed ora invece andiamo a Spresiano, nel Trevigiano, dove il ministro Nordio in municipio è arrivato per parlare della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo, tema che il Guardasigilli ha affrontato anche nel suo ultimo libro.
Questa è una riforma storica nell'interesse di tutti, voluta a suo tempo anche dalla sinistra, che oggi la ripudia per fini bassamente elettorali. In una sala consiliare gremita, il guardasigilli Carlo Nordio ha spiegato i contenuti della riforma della giustizia, al centro anche del suo ultimo libro, soffermandosi sui 3 punti principali: la separazione delle carriere, il sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura e la creazione dell'Alta Corte Disciplinare. La separazione tra giudici e pubblici ministeri, il primo aspetto analizzato. Questa è la separazione delle carriere. Si tratta cioè di evitare questa commistione, questa appartenenza alla stessa famiglia di 2 organismi che sono incompatibili tra di loro. Nel momento in cui noi evitiamo questa commistione tra pubblico accusatore e giudicante, diciamo che il processo diventa veramente noi la chiamiamo dialettica, e comunque un confronto tra chi accusa e chi difende, senza che vi sia, ripeto, questa commissione con il giudice. Sarà una giustizia più giusta ed efficiente, ha sottolineato il ministro, anche perché consentirà di accorciare i tempi che in magistratura intercorrono tra l'allontanamento di una figura apicale dal suo ufficio e l'arrivo del suo sostituto, e questo attraverso il meccanismo del sorteggio. Questa riforma libererà le energie della magistratura, perché tutti i magistrati che oggi, non essendo legati a un carro correntizio, non possono neanche pensare di andare a fare il capo della corte o il capo di un tribunale, un domani con il sorteggio che noi faremo non avranno più questo sbarramento delle correnti e saranno valutati secondo il loro merito. Strettamente legata alla novità del sorteggio la terza parte della riforma, con la creazione dell'Alta Corte Disciplinare, chiamata ad intervenire di fronte a gravi errori, formata per 3/5 da magistrati con 20 anni di esperienza, quindi più volte valutati. Chi giudicherà questi magistrati non saranno più i loro, colleghi di corrente o colleghi di cordata o colleghi dell'ANM, ma saranno sorteggiati, quindi non ci sarà nessun vincolo di debito tra l'uno e l'altro. Questo renderà i magistrati molto più responsabili e quindi anche per i cittadini, anche qui una giustizia più giusta. Nel corso dell'incontro c'è stato spazio anche per alcune domande poste dai numerosi presenti per chiarire alcuni aspetti, dalle modalità di sorteggio alle ricadute che la riforma avrà per i cittadini. Nordio ha spiegato l'importanza di andare a votare un referendum che, ha detto, rischia di diventare un referendum politico per la controparte. Ne sta facendo una specie di referendum pro o contro il governo, e questo non va bene, anche perché va a snaturare quello che è il significato del referendum. Il guardasigilli durante il suo intervento ha più volte sottolineato come i principi sui quali si basa la riforma siano gli stessi portati avanti in passato dalla sinistra. Sono principi della sinistra e attuano niente meno che il progetto di processo accusatorio voluto da un grande esponente della sinistra, che era Giuliano Vassalli, come sapete socialista ed eroe della Resistenza. Mi appello, ha concluso Nordio, alle parole del presidente Mattarella, che il dibattito venga mantenuto in termini pacati e razionali e soprattutto sui contenuti. Senza agitare spettri che non hanno nessun fondamento, come quello che vogliamo mettere sotto la tutela del potere esecutivo alla magistratura, che vogliamo umiliare la magistratura. Ed ora parliamo della stangata sulle case di riposo. L'aumento di 2 euro al giorno deciso dal nuovo CDA di Enea provoca la dura reazione del Partito Democratico. Appello a Conte, come presidente ANCI, intervenga in Regione. Questi aumenti intanto si inseriscono in un contesto di costanti aumenti degli ultimi anni. 1 euro di aumento c'era già stato 2 anni fa, adesso quest'anno altri 2 euro. Come primo atto di questo nuovo Consiglio di amministrazione interamente nominato dal sindaco Conte, quindi le scelte che prende questo Consiglio di amministrazione sono esclusivamente di competenza del sindaco. L'aumento di 2 euro al giorno, ovvero di oltre 700 euro all'anno per i residenti delle RSA, non lascia indifferente l'opposizione, nonostante da Enea si dica che le tariffe, anche con l'ultimo aumento, restano le più basse del Veneto, 59 euro contro i 63 regionali. Sono le più basse del Veneto, va bene, è tutto da vedere, però è difficile commentare dei servizi che possono essere diversi. Probabilmente i servizi che può offrire Treviso non sono gli stessi servizi che può offrire Padova o Venezia, quindi io non trovo che sia corretto paragonare servizi diversi. Un aumento che scarica dunque sui cittadini i costi del sociale, dice l'opposizione, e si appella al sindaco.
che si inserisce in un contesto di aumenti generalizzati sui parcheggi, sugli asili, sulle mense, e quindi assistiamo a una politica, a un'amministrazione, a un sindaco Conte che non riesce ad avere un governo delle politiche di bilancio adeguato, e l'unica cosa che può fare è quella di aumentare i costi sulle famiglie. Ci appelliamo a lui anche in quanto presidente dell'ANCI Veneto, l'associazione dei sindaci, che parli con il governo e che faccia mettere mano al portafoglio, ai ministeri. Gli aumenti effettivi da aprile vengono invece difesi da chi li ha deliberati. Questo nuovo Consiglio di amministrazione si è assunto la responsabilità di portare avanti questo aumento, perché vuole garantire l'elevata qualità di servizio di cura per i nostri anziani, e anche perché ritiene di dover manutentare al meglio tutti gli immobili affinché tra 20 anni gli stessi possano essere fruibili come oggi. Ci sono oltre 800 residenti nelle 4 strutture gestite da Enea e si progetta anche di investire in una quinta, l'ex casa di riposo Umberto I, ma il presidente svela anche un altro obiettivo. E anche sul risparmio energetico c'è l'idea di fare un parco fotovoltaico presso l'attuale parcheggio di Santa Bona dell'Eract, perché il costo dell'energia elettrica incide pesantemente nei nostri conti, perciò stiamo andando verso un risparmio energetico in maniera fattiva. Ed ora ci fermiamo per qualche istante ancora di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, parliamo di percorsi comuni, mobilità condivisa e welfare territoriale. Lo facciamo con Anna Dalla Torre, assessore comunale di Marcon. Buongiorno. Buongiorno. E ben trovata. Grazie Daniela. E Nicola Zanon, direttore Confapi di Venezia. Buongiorno e buona domenica. Allora, partiamo da un progetto importante, non solo per Marcon, fra l'altro, quindi se ci spiega il percorso che avete fatto per arrivare a questo progetto e poi come si è sviluppato. Allora, siamo partiti nel 2024 a Marcon con una semplice partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità, di cui vi avevo già parlato in precedenza. E da lì è nato un sondaggio che era inizialmente rivolto a tutta la cittadinanza e poi ci siamo interrogati con il sindaco Matteo Romanello sulle necessità che aveva la nostra zona industriale, visto anche lo sviluppo degli ultimi anni, fortunatamente sottolineo perché è sempre un bene. E, detto questo, abbiamo iniziato come amministrazione un tavolo con le imprese e da qui abbiamo costruito un sondaggio su quelle che erano le abitudini dei lavoratori. A questo tavolo fortunatamente, adesso dico, ha partecipato anche Confapi e anche l'azienda che oggi presta il servizio, che è Bus for Fun, perché è specializzata e tecnica sull'argomento. Quindi mettendo insieme tutti i pezzi siamo arrivati solo come comune di Marcon al preventivare una sperimentazione. Cosa succede? Che prima ti fermo su una cosa, questo sondaggio che cosa ha rivelato? Allora, intanto era molto incentrato sulle abitudini, ovvero la maggior parte raggiunge l'area industriale con il mezzo proprio, non c'è molta condivisione. C'era una difficoltà anche per dove è dislocata la nostra area industriale di collegamento tra chi utilizza il treno, quindi la stazione del paese e il luogo di lavoro, e c'erano anche delle difficoltà inerenti a quello che è il servizio di TPL. Il TPL ovviamente è un servizio indifferenziato, quindi può arrivare a soddisfare certe esigenze fino ad un certo punto, non è personalizzato e non possiamo pensarlo così. Però oggi siamo arrivati, per far capire il dialogo che si è creato, ad avere tra i partner di rete anche ACTV, quindi direi che non sono strade parallele ma sono strade che si incroceranno e c'è un dialogo costante.
Detto questo, abbiamo potuto fare un'analisi anche di quelli che sono i paesi di residenza dei lavoratori, così anche per costruire queste ipotetiche linee per meglio gestire i flussi nella nostra area industriale. La maggior parte, paradossalmente, che io pensavo arrivassero da Mestre, e invece arrivano da Mogliano, quindi un'altra tratta importante per il nostro territorio. E da questo siamo arrivati a metterci al tavolo e pensare come poter arrivare alla sperimentazione. Ovviamente c'erano dei costi che in parte poteva assolvere l'amministrazione mettendo la propria parte per quanto riguarda la tecnologia che offriva Bus for Fun, e in parte invece doveva essere in mano alle aziende. Quindi un'azienda comunque andare ad investire su una sperimentazione, sì, c'era un po' di titubanza. Anche perché insomma non è un periodo, diciamo... Non è un periodo facile per tutti, né per le amministrazioni pubbliche né per le aziende, quindi pensare che siano sempre la soluzione il portafoglio, quello no, e abbiamo trovato una strategia. E qui interviene Confapi. Esatto. Beh, devo dire che il Comune Marcon è stato lungimirante, no? Nel lancio di questo primo incontro, rivolto a tutte le aziende della sua zona industriale per un'esigenza di mobilità ma anche di sicurezza, perché dietro mobilità c'è la sicurezza. Ricordo che quando parliamo di infortuni sul mercato del lavoro, metà degli infortuni mortali in Italia sono in itinere, vuol dire proprio nello spostamento casa-lavoro. Quindi noi abbiamo accolto questo invito da parte dell'amministrazione comunale Marcon, coinvolgendo le nostre aziende associate, perché noi siamo rappresentanti Confapi, Associazione Piccole e Medie Industrie. Abbiamo raccolto i primi interessamenti e tra l'altro poi questa iniziativa ha preso piede, il comune di San Donà di Piave poi ha replicato questa modalità e poi il comune di Noventa di Piave. A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo intercettato un importante bando della Regione Veneto, bando di GR 1102 welfare territoriale, quindi proprio un bando Regione Veneto che va a finanziare progetti di sperimentazione territoriale di servizi di welfare. Quindi tramite il nostro ente di formazione Apindustria Servizi SRL abbiamo presentato questa domanda di contributo a Regione coinvolgendo 7 aziende di questi 3 comuni, proprio come soggetti sperimentatori di questa iniziativa. Il progetto è stato approvato, tra l'altro con ottima posizione in graduatoria e poco prima di Natale, e quindi da gennaio 2026 siamo partiti con i primi incontri finalizzati alla redazione di un contratto di rete di welfare territoriale che vede il privato, quindi 7 aziende, ma il pubblico insieme nel strutturare una serie di servizi a favore dei lavoratori di queste aziende, ma più in generale di queste zone industriali. Ecco, spieghiamo bene come verrà sviluppato per far capire insomma alle persone. Allora, in questa fase noi stiamo tracciando, ovviamente in modo privacy, rispettando la privacy, quelli che sono le zone di residenza dei lavoratori, ovviamente nel tragitto alla zona industriale, all'azienda. Questo ci permetterà di capire i numeri. Tenete presente che queste 7 aziende cubano oltre 1000 dipendenti sommate. Riusciremo quindi a capire quali sono le tratte con maggiore necessità di percorrenza e poi nel momento in cui abbiamo questi dati potremo fare una simulazione di tragitti tenendo presente un altro fattore altrettanto importante, quali sono gli orari di lavoro, perché 7 aziende spesso lavorano su turni, dobbiamo cercare di trovare il punto di equilibrio per facilitare il maggior numero di utenti. Detto ciò, abbiamo già riscontrato forte interesse anche di altre aziende che non avevano inizialmente partecipato agli incontri o dato adesione all'inizio, che vogliono comunque partecipare a questa sperimentazione, perché questa è una delle cose importanti del progetto. Dare questo servizio ai lavoratori diventa un motivo di attrattività per le aziende. Non solo di dare un servizio agli attuali dipendenti, ma di essere più attrattive in futuro
nell'assunzione anche di nuovi collaboratori, anche perché ci sono due categorie di lavoratori in questo momento che spesso non hanno la patente o l'auto, che sono gli extracomunitari che arrivano in queste aziende in bicicletta e monopattino. Quindi pensate al tema del rischio sia per loro ma anche per gli altri. Purtroppo lo dice. E secondo i giovani, noi purtroppo abbiamo un dato abbastanza triste, insomma, c'è un tasso di utilizzo dell'auto bassissimo legato al fatto che non fanno proprio la patente. Quindi c'è una motivazione, mi scusi? Secondo me sì, c'è il fatto che ovviamente un'auto ha dei costi enormi al giorno d'oggi. Pensiamo un'utilitaria, si parte dai 15.000 euro per un'utilitaria. Fare la patente, mantenere quel mezzo. Ecco che quindi con questo progetto andiamo proprio a intercettare un'esigenza da un lato di un tipo di lavoratore che appunto non riesce ad affrontare quel tipo di spesa. Dall'altro può essere anche una scelta di vita comprensibile, insomma, sensibilità adesso nei giovani più alta rispetto anche all'impatto ambientale, per cui uno, se ha la possibilità di scegliere fra un mezzo sicuramente meno impattante come l'autobus rispetto al singolo auto, anche perché nell'indagine emerge che ogni auto porta un solo lavoratore, quindi se un'azienda ha 100 dipendenti vuol dire 100 auto. E 100 auto dove le parcheggiamo, tra l'altro, perché non ci sono 100 posti auto in zona industriale liberi, insomma. Il comune potrebbe essere, Marcon, potrebbe essere davvero il comune capofila di un progetto che potrebbe poi coinvolgere. Ad oggi lo siamo e ci sono interessanti anche fondi destinati dal Ministero alle città metropolitane per la mobilità. Il primo obiettivo appunto è la mobilità condivisa, quindi stiamo cercando come amministrazione di sensibilizzare anche le amministrazioni della città metropolitana, così che ad essere un buon gruppo per andare insomma a far sì che sia un obiettivo condiviso a più ampio spettro e non solo di 3 comuni. Devo dire che a questo appello insomma si stanno unendo anche altre amministrazioni, stiamo interessando. Stanno aspettando di vedere nel pratico come andrà la nostra sperimentazione e saremo i primi anche a livello regionale, devo essere sincera di questa cosa. Infatti anche l'assessore Ruzza, a cui ho raccontato del nostro progetto, è molto interessato e sta attenzionando la cosa. Ecco, effettivamente quando partirà questa sperimentazione? Allora, noi stiamo raccogliendo i dati, abbiamo già comunicato alle aziende che partiremo col 1° settembre. Dal 1° settembre probabilmente una durata di 11 mesi, quindi arrivare al 31 luglio 2027. Questa fase sicuramente copre anche la necessità di tutte le 7 aziende, perché spesso le aziende hanno delle stagionalità, dei picchi di lavoro legati alla tipologia di prodotto o di servizio, quindi sarà sicuramente un periodo congruo per poter far ritirare noi le somme, ma confido insomma che quell'interesse che c'è da parte anche di altre aziende che possano innestarci già dal 1° di settembre insieme possano in qualche modo già dimostrare la sostenibilità. Questo è un altro tema, sostenibilità importante. Finita la sperimentazione si punta che il servizio permanga, vada avanti con le proprie gambe e si calibrerà insieme alle aziende con una quota parte pagata dalle aziende, quota parte magari in maniera simbolica da parte del lavoratore. Ma il progetto, finita il sostegno economico legato al bando Regione Veneto, deve andare avanti con le proprie gambe. Ci sarà anche insomma da fare un appello a tutti i lavoratori, perché poi non è molto facile a volte convincerli. È un cambio di cultura completo, perché se guardiamo che ciò che esce prevalentemente adesso è che le persone vogliono il tempo per sé, da un certo punto di vista utilizzare una condivisione di un mezzo vuol dire sotto certi aspetti potenzialmente togliersi del tempo, no? O allungare il tempo del tragitto, però questo deve essere vissuto al contrario come qualitativo, nel senso che al di là di tutti quelli che sono i benefit anche ambientali e economici che possono arrivare da questa sperimentazione, c'è un benefit secondo me culturale e sociale, nel senso che c'è anche del tempo per sé
se qualcuno ti porta sul posto di lavoro, possiamo tornare anche a leggere il libro o a essere più tranquilli, a non dover pensare a guidare e ad altre tante cose, perché comunque sono delle linee che andranno ad essere dedicate e quindi insomma vediamola sotto questo punto di vista. Ecco, direttore, quanto sono importanti queste iniziative? Perché le abbiamo detto, per la sicurezza sicuramente dei lavoratori, dei cittadini, ma anche la circolazione che sarebbe ridotta nei momenti più importanti, clou del lavoro. Proprio ci sono n motivi di motivi positivi per cui questo progetto è stato avviato e che sicuramente secondo me avrà successo, proprio anche questo della minor numero di veicoli nelle fasi di picco del traffico, quindi vuol dire anche una qualità della vita insomma per chi non guida, ma anche per gli altri autisti. E secondo luogo, non di poco conto, abbiamo per fortuna delle zone industriali che sono densamente popolate da aziende e lavoratori, quindi torno a ripetere anche il semplice posto in parcheggio a volte è difficile trovarlo, oppure si cerca un parcheggio di fortuna con tutti i conseguenti rischi sulla sicurezza, parcheggiare sul marciapiede piuttosto in curva. E di multe. Perché mettiamoci quindi la spesa ordinaria per il mezzo più ogni tanto quella variabile della multa, ma anche nel tragitto, velox e quant'altro. E quindi tema sicurezza, poi l'aspetto economico, abbiamo detto non solo l'acquisto ma il mantenimento di un mezzo carburante e di non poco conto poi anche l'impatto ambientale, perché 100 auto per 100 lavoratori, due corriere che passano, insomma, quindi un consumo decisamente ridotto, un impatto minore. Questo vale anche per le aziende che sono chiamate a fare un report di sostenibilità, hanno la possibilità quindi di documentare all'interno del proprio report di questa ulteriore azione che fanno nei confronti dei lavoratori, che poi si traduce in un minore impatto ambientale che loro determinano appunto come azienda. Quindi una serie positiva di punti di forza su cui è un motivo anche per estendere questa iniziativa a molte altre aziende, ma credo che tutto avverrà in maniera abbastanza naturale, perché poi c'è il tema attrattività. Quanto è difficile adesso trovare lavoratori, e questo lo confermo nonostante ne sia un periodo di grandissima crescita, ma c'è un dato incontrovertibile, purtroppo il calo demografico. Quindi ci sarà una forte competizione nelle aziende per trovare lavoratori e sempre di più, le ultime stime ci dicono che qua al 2050 avremo 300.000 meno lavoratori in Veneto, di cittadini in età lavorative, quindi 300.000, quasi una provincia, e quindi avere questo servizio a disposizione dei lavoratori diventa un motivo di attrattività e per essere più competitivi sul mercato. Dunque, Assessore, adesso l'importante è che abbia un successo questa sperimentazione, perché sarà la base poi per poter continuare questo progetto, giusto, Assessore? Noi speriamo già che sia confermato oltre la sperimentazione, ne ho la certezza. In caso poi può essere magari modificato in corsa, se c'è qualcosa magari da modificare. Certo, ci saranno dei check intermedi per capire l'effettivo utilizzo di quella corsa, eventualmente cambiando l'orario. Tra l'altro il fornitore ci dà questa flessibilità in base al numero dei lavoratori in quella tratta di passare da un pullman da 20 posti a 54, per cui con relative, quindi adattamento, e questo grazie insomma anche alla operatività di un privato che calibra il tutto su un sistema di prenotazione online, riesce a fare oggi per domani. Questo sicuramente ci permette di ridurre i costi e di evitare quelle corse a vuoto che ovviamente il sistema pubblico a volte è costretto a fare, perché è un servizio di base, magari coprire anche delle fasce orarie in cui ci sono pochissimi utenti, invece qua andiamo mirati e cerchiamo di governare noi il tutto sulla base dell'effettivo utilizzo.
In base a queste prenotazioni appunto è garantito il riempimento del mezzo anche dando la possibilità a chi in prima battuta non ha partecipato direttamente alla sperimentazione ma ha dei dipendenti che vogliono usufruire del servizio, perché sarà semplicissimo, ci sarà la prenotazione del posto e quindi l'acquisto di questo posto con un biglietto simbolico. Ecco, ci saranno anche degli incontri con lavoratori prima della partenza della sperimentazione? Con le aziende ovviamente l'avete già fatto, ma con... Il bando stesso prevede 32 ore di formazione tra tutti i soggetti partecipanti e abbiamo già iniziato ad andare a scuola, siamo dei bravi studenti. E poi ci saranno delle ore dedicate ad ogni singola azienda, quindi a tu per tu con i vari lavoratori, e per spiegare come poter usufruire di questo servizio ed entrare in un'ottica di welfare aziendale e quindi di benessere sociale a respiro un po' più ampio. Ecco, noi abbiamo detto insomma che ci sono altre amministrazioni che insomma stanno attenzionando diciamo questo progetto, ma insomma sarebbe importante che magari si uscisse anche dalla provincia, che questo progetto fosse magari... Posso anticiparlo? Certo. Il 26 a proposito di questa cosa, uno degli obiettivi anche del bando è di pubblicizzare il più possibile quanto si sta facendo, quindi il 26 di marzo Confappi organizza appunto per andare oltre provincia un incontro a Preganziol, così da essere a metà strada tra Venezia e Treviso e da trarre più anime, che spiegherà quello che è il vero significato di ciò che stiamo facendo per renderci più attrattivi e insomma per far crescere questa rete che è già ampia. Abbiamo attenzionato anche, devo essere sincera, per soggetti come Save, che è un partner di rete molto importante, e non in seconda battuta ma già in prima linea anche i sindacati. Sì, sono partner di progetto proprio la CISL di Venezia e la UIL di Venezia, perché non può prescindere a redazione di un accordo territoriale di welfare la firma del sindacato, che noi lo intendiamo sempre un partner, perché stiamo parlando di sviluppare dei servizi aggiuntivi a favore dei lavoratori, che tra l'altro, se si arriva appunto alla redazione di un protocollo di welfare, può godere di defiscalizzazione e decontribuzione come tutti quei servizi ulteriori che si possono dare ai lavoratori, basti pensare insomma a servizio asilo nido o altre simili prestazioni che grazie a questo accordo possono essere totalmente defiscalizzati e decontribuiti. Quindi su questo c'è anche un motivo di remare tutti dalla stessa parte in favore dei lavoratori e delle aziende. Quindi ci sarà questo incontro importante che potrebbe essere insomma diciamo un punto di partenza anche per altre province, oltre a quella di Venezia, anche quella di Treviso. Assolutamente, anche perché si diceva prima, poi i confini amministrativi vengono superati dalle dinamiche del lavoro e dell'economia, quindi spesso buona parte dei lavoratori arrivano da Mogliano, si diceva prima. Quindi già nel trevigiano. Esatto. E quindi è necessario che si usi una logica appunto più ampia, sovracomunale, sovraprovinciale, proprio per una logica di trovare soluzioni che siano interagenti, integrate. Questo anche perché poi appunto dobbiamo trovare delle soluzioni anche innovative, di far parlare fra di loro eventualmente soggetti diversi, e qua penso che anche noi come ruolo di corpo intermedio ci sentiamo il dovere di fare questo passo, proprio anche per trovare soluzioni nuove e anche così un po' da sperimentazione. Questo insomma ci siamo bloccate. No, davvero essere un comune capofila di un progetto importante che potrebbe andare oltre i confini veneziani, insomma è una punta d'orgoglio. Sì, quello sì, sicuramente. Però quello che deve essere secondo me attrattivo per ogni amministrazione è che il benessere di un'area industriale come il benessere delle proprie imprese genera benessere sociale diffuso, perché comunque ci sono dei ritorni anche per le amministrazioni stesse, guardiamo le tasse, le entrate eccetera eccetera, e quindi è un benessere che va
anche a favore di ogni singolo cittadino che magari non utilizzerà quel servizio specifico. Poi da un altro punto di vista, se uno viene a lavorare a Marcon, si trova bene, ad esempio, può decidere di venire a vivere a Marcon, quindi è tutto un circolo che serve. E poi fondamentale è questa rete, questa connessione con i corpi intermedi, con i sindacati e con le aziende. Fondamentali appunto sono anche queste 32 ore di condivisione in cui si mettono sul piatto i problemi e le visioni di tutti e non solo, anche i punti di forza, no? Perché servono a conoscere quello che è il territorio in modo fattivo, quindi è tutta un ritorno che fa bene a tutti. Per questo secondo me deve essere una cosa che si deve allargare per forza di cose. Noi capofila fieramente, però insomma deve essere utile a tutti. Io ringrazio davvero perché siamo arrivati al termine Anna Dalla Tor, che speriamo di riavere ancora qui. E ringraziamo anche davvero Nicola Zanon che ci ha spiegato del progetto insieme all'assessore. Ora, prima di salutarvi, vi ricordo il meteo: il film alle 16:15 Foster Boy, poi ringrazio, prima di lasciarvi alla nostra rubrica che chiude i percorsi di vita e di fede, ringrazio Francesca Pezzo e Andrea Basso che ci hanno seguito. Come si ripete da diverse domeniche, la prima edizione si chiude con questa rubrica. Questa settimana incontriamo Sara Armellini, giornalista, madre e moglie, ruoli che non gli impediscono un'attività frenetica come quella di chi cerca la notizia. Io vi lascio a questo, grazie di averci seguito, buona serata. Benvenuti in un altro appuntamento con Percorsi di vita e di fede. In questa domenica incontriamo Sara Armellin, che voi forse non conoscete molto perché di solito sta dietro agli strumenti di comunicazione, ma lei è giornalista, è mamma, è insegnante, insomma è di tutto. Sara, però ci diamo del tu perché facciamo parte della stessa categoria, sì. Però raccontati un po' ai nostri telespettatori. Assolutamente, ci diamo del tu, Lucio, senza problemi. Io sono una persona normalissima, prima di tutto. Chiaramente sì, lavoro fortunatamente, ho la grazia di avere 3 figli, quindi sicuramente sono mamma e moglie, però sono una persona normale, ecco, quindi questo ci tengo assolutamente a dirlo. Raccontaci un po' il tuo percorso. Allora, percorso particolare diciamo, perché sono nata nel 1980, quindi pieni anni 80, in una bella famiglia, una famiglia che mi ha accolto, amato, ho vissuto la parrocchia come tutte le persone insomma negli anni 80, quindi si andava a catechismo a piedi insieme con le amiche, c'era un bellissimo gruppo scout, ecco, quindi ho frequentato il Treviso IV in quel di Selvana fino all'età dell'adolescenza. E lì? Lì è arrivata questo meraviglioso tsunami legato sicuramente alla frequentazione delle scuole superiori, quindi mi sono iscritta al liceo classico e lì ho cominciato a leggere di più, a cercare una mia verità. Facevo il classico indirizzo linguistico, quindi mi si è aperto il mondo della letteratura straniera, quindi ho cominciato a leggere Baudelaire, Rilke, poeti di più, e cercavo una mia verità e ho cominciato a sentire tutto quello che era prima come qualcosa che non mi stava più addosso. Cambio di pelle totale proprio, doloroso perché con la famiglia, con i miei genitori, non dico vecchio stampo, però genitori che ci tenevano a tenermi su certi binari, è stata una rottura abbastanza forte. Però ho avuto la fortuna di incontrare comunque persone che mi hanno lasciata libera di scegliere. Tra cui ringrazio anche appunto il sacerdote che c'era all'epoca, con cui mi sono comunque anche scontrata e confrontata, ma che mi ha lasciata libera di andare per la mia strada. Ecco, ma quella Sara lì come si esprimeva? Cioè voleva il materialismo, non credeva più in Dio? Cioè come funzionava? Non è che non credessi più in Dio, cercavo di credere in qualcosa che mi raffigurasse meglio, ok? Quindi sentivo un po' le vecchie cose, le parole della messa, non mi risuonavano più, non le ritenevo più vere, cercavo parole che mi interpretassero maggiormente, quindi ho cominciato ad approfondire, a leggere, studio matto e disperato, d'accordo, per trovare proprio una mia identità, qualcosa che mi rappresentasse, non tanto un materialismo, certo, cercavo anche le gioie effimere che cercano tutti i giovani, quindi il ballo, il divertimento, gli amici, le feste, però cercavo di trovare veramente qualcosa che nutrisse un vuoto che comunque continuavo a sentire. Ma era un vuoto di fede o era un vuoto per chi ti rappresentava la fede, cioè la Chiesa?
Non mi riconoscevo più nella Chiesa, era questo proprio, non la sentivo stretta, la sentivo come qualcosa che non interpretava una mia nuova ricerca proprio di linguaggio, di verità. E quindi sono partiti questi anni un po' burrascosi, diciamo, dove però ho sempre trovato qualcosa che mi risuonava come qualcosa di più immenso. Per esempio, ho sempre frequentato molto la montagna, quindi nel contatto con la natura trovavo sempre qualcosa di più grande, di più immenso. Ho ricordi di questi crocifissi bellissimi messi nei punti più belli panoramici e anche in queste camminate mi fermavo e contemplavo qualcosa di più grande che però ancora non riuscivo a darci un nome. E cos'è successo poi? Non lo so nemmeno io cosa è successo. È successo che continuando la ricerca poi a un certo punto è arrivato qualcosa, è arrivato un po' forse con l'aiuto di Franco, che poi è diventato mio marito, appunto. Ci siamo incontrati verso i 26-27 anni, una persona che già conoscevo, che già pensavo di conoscere, ma che in realtà non conoscevo veramente. E con lui è cominciato un percorso anche legato proprio a darsi dei significati, quindi a cercare di parlare di qualcosa di più profondo, di meno effimero se vuoi anche. E dopo solo pochi mesi di frequentazione ci siamo chiesti a vicenda se volevamo frequentare il corso per fidanzati. Questo a che età? 26 anni, 27, quindi laureata, prime esperienze di lavoro, insomma. Quindi anni 80, 2006? Sì, ecco, in quel periodo. È un tempo anche abbastanza problematico perché poi c'è stato il crollo delle Torri Gemelle. Sì, sono stati anni per carità complessi, però... Sì, perché tu sei nata negli anni 80, quindi nell'edonismo reganiano più sfrenato. Sei passata attraverso gli anni 90 che è stata di riflusso, ci sono state le Torri Gemelle, delle guerre in mezzo, insomma c'era un po' di confusione come adesso. Sicuramente, però... Ecco, quindi la ricerca di basi nuove? Diciamo che appunto è stata una ricerca sicuramente di un significato comune, ecco questo. E facendo per esempio questo percorso, d'accordo, siamo riusciti, almeno io sono riuscita e anche lui in me, a trovare veramente un motivo per dare significato alla vita, ed era l'amore, fondamentalmente. Esatto, cioè quindi praticamente la tua ricerca non era tanto forse nella fede quanto nella base perché siamo qua. Fondamentalmente una ricerca di senso sicuramente, ma la fede è una ricerca di senso. Volevo arrivare là. Allora, per te la fede che cos'è? Per me la fede è una ricerca chiaramente di senso, ma io ho scoperto che Dio è amore, quindi sostituendo la parola Dio con la parola amore sono riuscita a trovare un significato veramente profondo al mio percorso di fede, che poi è ritornato diciamo dentro la Chiesa, quindi dentro le forme della Chiesa, perché improvvisamente tutto ha riassunto significato, quindi anche la messa con le sue formule che ritenevo arcaiche ho riscoperto che invece risuonavano, perché ho trovato nell'amore di una persona, in questo caso di mio marito, il vero significato della parola amore. E lì si è spalancato un mondo, un cammino che è continuo, perché comunque sono ancora adesso in cammino, nel senso non sono ancora arrivata a una verità, però attraverso questo significato di amore per me la fede si è veramente spalancata. Ti faccio un esempio proprio banalissimo. Il discorso che Dio è amore lo vivi in qualsiasi aspetto della vita. Io e te siamo battezzati, giusto? Io riesco a vedere anche in te qualcosa di positivo, di bello, di buono. E il mio sforzo quotidiano è questo, è di trovare in tutte le persone che incontro, anche nel lavoro, quella scintilla positiva che per forza hai, perché ti viene comunque data, perché devi concorrere anche tu comunque a un disegno di amore generale che chiaramente non è nella nostra conoscenza, ma nella conoscenza divina. E quindi io attraverso questa forma di trovare nelle persone questo elemento positivo riesco a sopravvivere in un mondo che è molto difficile, perché il mondo del lavoro, insomma, sappiamo quanto può essere complesso e complicato. E quindi questa è un po' una mia chiave di lettura che mi aiuta a sopravvivere alle sfide del quotidiano. Ecco, il tuo quotidiano con tuo marito, visto che di fatto lui è stata la chiave di volta per questa conversione, chiamiamola così. Beh, allora, fondamentalmente parliamo molto, ecco, abbiamo questa fortuna di avere entrambi due lavori che ci portano a lavorare da casa, quindi abbiamo dei momenti anche di condivisione che
li strappiamo a morsichi da tutto quello che è chiaramente l'agenda quotidiana, però cerchiamo molto di confrontarci e di parlare, quindi di concentrare anche i momenti che ci sono in un dialogo profondo, ecco, quindi di interrogarci non solo sulle questioni normali chiaramente di vita, perché mandare avanti una casa con 3 figli sicuramente non è semplice, però ci interroghiamo tanto sul perché facciamo delle cose, sul senso anche delle cose che facciamo, quindi riusciamo ad avere un dialogo veramente profondo e questo ci aiuta a non restare in superficie, ma ad andare abbastanza in profondità nelle nostre scelte. Ecco, questo riguarda il rapporto con tuo marito e con i tuoi figli invece? Con i figli adesso è tutta una scoperta, anche lì appunto perché siamo in cammino. Finché erano piccolini era molto più facile, adesso sono sulla fase preadolescenziale, adolescenza, e quindi non c'è un manuale con le regole scritte, quindi sto imparando adesso ad essere madre di adolescente. Finché erano piccini era facile, decidevo tutto quanto io, adesso c'è il momento delle loro scelte, però qui mi stanno tornando tutte le mie scelte e quindi cerco attraverso il dialogo con loro, quando me lo concedono, di rivivere la sensazione di libertà che io stavo cercando e cerco di lasciare loro la libertà di fare le loro scelte, perché alla fine i figli sono delle frecce scagliate, no? Si dice. Noi chiaramente diamo loro una direzione e speriamo che vadano verso un obiettivo che non sarà il nostro obiettivo, ma sarà quello che sceglieranno loro, però è difficilissimo, ma si cerca di fare. Ecco, allora, dall'altra parte dei nostri teleschermi ci sono famiglie, ci sono coppie. Che consiglio puoi dare a chi in questo momento invece è ancora in quell'alto mare in cui sei stata tu quando sei stata adolescente? Di non chiudere la porta, di lasciare sempre uno spiraglio aperto di ricerca, di non per forza dire che non va bene quello che è stato, di mettersi comunque in ricerca con curiosità, quindi di interrogarsi e di lasciare appunto uno spiraglio aperto, perché veramente Dio ti può parlare attraverso le persone, attraverso la natura, attraverso un incontro e ti può parlare, ti parla attraverso la parola, appunto, che è veramente la parola viva. Perché si dice parola viva? Perché cambia ogni giorno. Lo stesso brano letto una domenica in chiesa, ho letto dopo un mese, ti dice un'altra cosa, perché è proprio questa la bellezza del Vangelo, la potenza, che parla a te in quel momento. E quindi io spesso, ogni giorno cerco comunque di pregare, quindi proprio di ritagliarmi il momento di lettura della parola e di cercare quella parola detta per me in quel momento, e c'è sempre, perché questa è la bellezza e la potenza del messaggio del Vangelo, è una parola viva, veramente viva. Ecco, il rapporto invece con il proprio partner, perché tu hai trovato la chiave del tuo partner. Ecco, famiglie che invece sono talmente prese dalla materialità di ogni giorno che non riescono a comunicare, forse un primo passo sarebbe quello di ritagliarsi quegli spazi che stai ritagliando. Sicuramente, certo. Ti parlavo di preghiera come dialogo appunto con Dio, ma dialogo col proprio marito, ecco, sicuramente quello è fondamentale, perché solo quando parli con qualcuno puoi conoscerlo, solo dialogando con Dio, quindi pregando, puoi conoscerlo. E quindi anche per famiglie che sicuramente possono essere in difficoltà per 1000 motivi, perché il male, le difficoltà ci sono, darsi del tempo per parlare, quello sicuramente è fondamentale per conoscere, proprio per mettere in comune qualcosa. Mettendo qualcosa in comune si riesce a fare il passo verso l'altro, a capire le ragioni dell'altro e a cambiare qualcosa, che poi in realtà le cose non cambiano, cambia il tuo modo di vederle, il tuo modo di viverle. Ecco, e quindi attraverso lo scambio e il dialogo si può entrare nel punto di vista dell'altro e capire come cambiare la tua visione, cioè indossare degli altri occhiali e affrontare comunque la realtà che non cambia, perché la realtà quella è. E tante volte indossare gli occhiali, ecco, passami questo termine, di Dio, ti aiutano a vedere la stessa cosa da un altro punto di vista, ad accettarla, a cercare di capirla, o comunque trovare il bene anche in quella cosa, perché alla fine tutto concorre per il bene. L'ultima cosa che ti chiedo, perché il tempo è già scivolato via, è come applichi
questa tua filosofia alla comunicazione, visto che tu sei un operatore di comunicazione, che non è facile, anzi forse è la parte forse più difficile. Diciamo che in genere sono dall'altra parte delle telecamere, lo sai, quindi sicuramente... Come si può applicare la parola di Dio stando dall'altra parte delle telecamere? Sì. Diciamo che cerco, ecco, di pormi con pazienza nei confronti dei colleghi o delle persone con cui collaboro, ecco. Tenendo uno stile sempre di umiltà, appunto, ripeto, di pazienza e di mettermi a disposizione, quindi di non impormi mai con arroganza. Nel mondo del lavoro sai meglio di me quanto è difficile tutto questo, quindi ecco, cerco di adottare uno stile di condivisione e di partecipazione, ecco, Però tu lavori con i messaggi. Assolutamente sì. E quindi come si riesce a veicolare il messaggio di Dio nella comunicazione di tutti i giorni? Questo devo ancora scoprirlo, diciamo che già questo mettermi in gioco sicuramente è un modo, infatti volentieri appunto ho colto questa sfida di provare a raccontare, però per esempio, ecco, un altro modo è attraverso il comportamento, nel senso che nel modo in cui ti comporti puoi sicuramente far vedere uno stile di comportamento diverso che si può ispirare comunque al comportamento di Cristo. Chiaramente adesso non esageriamo, siamo tutti imperfetti e siamo tutti continuamente cerchiamo di migliorare e di emulare comunque questo grande personaggio appunto che è il nostro modello di vita. Però ecco, attraverso proprio l'esempio, anche con i figli, più di 1000 parole vale l'esempio. Un'altra cosa per esempio può essere il dir di sì alle proposte che vengono fatte a livello anche parrocchiale, diocesano, ecco, mi metto a disposizione delle esigenze che ci sono, quindi per esempio con mio marito siamo animatori del corso di preparazione al matrimonio, animiamo un gruppo famiglia, se c'è bisogno di fare qualsiasi cosa, insomma le persone sanno che possono contare su di noi, ecco. Io volevo però tornare sul tema della comunicazione, cioè delle notizie che noi diamo. Vedi che non ti ho risposto allora. Vedi? Diciamo che hai cercato di svicolare, però ci sta, perché non è facile neanche per me ogni giorno. Ma secondo te l'idea di poter dare anche delle buone notizie o nella notizia difficile cercare sempre di trovare quella parte positiva che tu cerchi nelle persone potrebbe essere un modo di veicolare un segnale, un messaggio che è il messaggio di Dio? Assolutamente sì, purtroppo il mondo della comunicazione tende sempre a guardare l'albero che cade e non dare attenzione alla foresta che cresce, questo sicuramente. Quindi noi come comunicatori abbiamo anche questa missione sicuramente di cercare di portare in evidenza le belle cose che ci sono, perché il mondo è pieno di belle cose che accadono, però ci si focalizza sempre su quelle più negative, appunto, che tendono a fare più notizia. Però proviamoci, insomma, è una bella sfida quella di concentrarsi più sulle buone notizie che su quelle cattive, sicuramente. E allora l'ultima cosa, guardando quella telecamera, spiega ai nostri telespettatori perché credere in Dio. Questa è una sfida fantastica. Comunque direi che è un modo per vivere la vita con gioia, perché Dio ci vuole felici. E quindi io in questo vedo un bel motivo per poter vivere la vita piena di gioia e arrivare alla vita eterna che è adesso. Non sarà un domani, ma è veramente adesso. Grazie.